Le locali del Valle d'Agro Crespano, in tenuta giallo-blu, allenate da Vincenzo Munarone e Marco Perin, sono in campo con Eva Artuso alzatrice, Anna Rizzardo opposto, Chiara Artuso ed Elisabetta Di Fede schiacciatrici, Elena Disegna e Paola Bromballa centrali, Lisa Sibillin libero. Le ospiti del Verona Steel Zevio in maglia bianca, guidate da Davide Zanferrari, schierano il capitano Cecilia Turazzi alzatrice, Paola Anselmi opposto, Mary Bernard e Silvia Caregari schiacciatrici, Valentina Civiero e Francesca Turrini centrali, Giorgia Vandin libero. Ospiti subito nettamente in vantaggio grazie alla battuta efficace che crea evidenti e persistenti problemi alla ricezione giallo-blu. Le ragazze del Crespano sbagliano troppo, non riuscendo a impostare azioni d'attacco credibili. Le bande Artuso e Di Fede non hanno palloni giocabili. Gli errori continui spianano la strada a Zevio e quando Monica Toffolo, subentrata alla Di Fede, mette a terra il pallone nel campo avversario, il tabellone segna 12-3 per le veronesi. Il servizio vincente della Toffolo e un paio di battute errate delle ospiti sono gli unici punti messi a segno dalle trevigiane, perché la restante parte del set è un lungo monologo di Zevio, che colpisce con facilità da posto 4 con Bernard e Caregari, conquistando la prima frazione per 25-7 col diagonale vincente delle Anselmi. Coach Munaron dà fiducia ad Alessia Bernardi, che sostituisce l'opposto Rizzardo, mentre Serena Bernardi è inserita in banda con la Toffolo. Le trevigiane subiscono l'insidiosa battuta in salto di Paola Anselmi, venendo rapidamente staccate sul 5-0, ma le ospiti incappano in una serie di attacchi errati da posto 4 e il servizio efficace di Alessia Bernardi rilancia il Crespano, che raggiunge e supera Zevio sull'11-9. Sembra che le ragazze di casa possano entrare in partita, ma è solo un'illusione spazzata via dalla pipe della Caregari, dal muro vincente dell'Anselmi sulla Toffolo e dai contrattacchi della Bernard, che bucano più volte la difesa giallo-blu mal protetta dal muro. Le locali si inchiodano subendo passivamente i colpi delle ospiti, ancora a segno con Paola Anselmi e Mary Bernard. Zevio prende il volo sul 18-12. L'incitamento e i consigli di coach Munaron cadono nel vuoto, perché il finale del secondo parziale è tutto di marca veronese e il pallonetto vincente di Vittoria Campedelli, subentrata all'Anselmi, chiude il set sul 25-13 per Zevio. Nel Crespano, Elisabetta Di Fede rientra in campo per la banda Serena Bernardi. Le ospiti prendono subito un vantaggio di 4 punti sul 6-2, agevolate dagli attacchi errati di Alessia Bernardi e Monica Toffolo. Anche nel terzo set, Zevio impone la propria superiorità in tutti i fondamentali, soprattutto in ricezione e in attacco. Le trevigiane faticano a passare dai lati, riuscendo a colpire dal centro soltanto in 2 occasioni, con Elena Disegna e Paola Brombal. Ma è davvero troppo poco per tenere il ritmo delle veronesi, che allungano sul 19-9. Il match non ha più storia. I deboli attacchi del Crespano sono facilmente neutralizzati dalle avversarie, che contrattaccano appunto dai lati a ripetizione. Le gialloblu sono costrette alla resa. Alessia Bernardi è murata e le ragazze del Verona Steel Zevio si aggiudicano con un largo 25-10 partita e incontro. Questa partita è stata molto importante perché abbiamo acquistato 3 punti che servono per raggiungere il nostro obiettivo, l'obiettivo salvezza. Per ora ci troviamo a metà classifica e questo a noi diciamo va più che bene e niente, proseguiremo con la nostra scalata e niente, alla prossima. Abbiamo vinto, ci siamo divertite, abbiamo portato a casa questi 3 punti fondamentali per il nostro campionato. E abbiamo avuto la possibilità di giocare anche le ragazze che non hanno molto spazio durante il campionato e ci hanno dato un grosso contributo alla squadra. Noi siamo neopromossa in Serie D, diciamo che tutte le ragazze hanno il primo anno di Serie D, tranne un paio che ci hanno giocato in categorie superiori. Diciamo il nostro obiettivo è la salvezza e per ora stiamo facendo un discreto campionato.
e vediamo di continuare nelle prossime gare, dove ci attendono un paio di gare importanti per l'obiettivo della salvezza, già a partire dalla prossima contro il Torri. Siamo qui per imparare e cerchiamo di mettercela tutta. Speriamo che entro la fine del campionato riusciamo ad avere dei risultati positivi. Ci stiamo allenando tanto anche in allenamento e comunque queste partite ci servono per migliorarci. E la partita è andata così, ci sono stati alcuni problemi tattici e tecnici, però per quest'anno ci siamo preso come obiettivo il fatto di migliorare la parte tecnica per prepararci al meglio per il prossimo campionato, sperando che vada meglio di quest'anno. Uneasy.